Dal 2014 siamo attivi in quest'area, abbiamo preso in gestione questo parco, abbiamo cercato tramite pulizie di rivalorizzare questo parco e poi con questo progetto abbiamo restaurato la pista delle biglie, installato un tavolo da ping pong e due panchine da picnic con scacchiera. È molto importante secondo noi intervenire in questa maniera per cercare di far fruire questo parco a cittadini di più età possibili. Infatti prima era molto vissuto dai bambini per la pista di pattinaggio, per i giochi, è molto vissuto da chi frequenta la piscina, da chi frequenta il parco per i cani. Quest'area qui era un'area che era un po' abbandonata a se stessa, era molto buia, quindi non veniva vissuta. Abbiamo cercato quindi di intervenire proprio qui per cercare di portare una fascia di età che vada dai 20 fino alle età più avanzate in questa zona. È una parte caratteristica della città che doveva essere in qualche modo ridata ai cittadini, ma in particolar modo ai bambini. Questa pista, questi tavoli sono ovviamente dedicati a loro e sono sicuro che nel futuro li accompagneranno nei loro giochi, un gioco vero, puro, che in tanti abbiamo praticato nel passato, tante generazioni, perché questa pista è degli anni 60, quindi è una grande soddisfazione per il Club Ancona. Abbiamo contribuito con un finanziamento ad hoc, ma anche con il contributo di alcuni nostri soci, col contributo professionale di alcuni nostri soci che ovviamente si sono prodigati in modo gratuito per raggiungere questo risultato. Veramente un'emozione perché io ci ho giocato da bambina e questo è un luogo suggestivo quindi per gli anconetani e il Rotary da diverso tempo attraverso queste iniziative ci ha permesso di rivolgere ai bambini della città delle risposte. Ricordo che 2 anni fa il Comune di Ancona ha vinto un premio per realizzare il piedibus a torrette all'interno del parco e qui è un altro parco verde bellissimo che andrà curato proprio perché i bambini qui possono liberamente giocare e ritrovare il piacere dei giochi di una volta, che forse aiutano a trovare un senso diverso nel giocare rispetto al purtroppo danneggiare gli oggetti che sono di tutti, gli arredi urbani che sono di tutti. Abbiamo già avviato tante iniziative per educare e sensibilizzare i ragazzi a partire dalle fasce d'età dei bambini più piccoli. Ricordo il progetto Io decoro Ancona e tu che ha riscosso tanto successo nelle scuole, che è finalizzato proprio a questo, a far sentire l'appartenenza a una comunità. Abbiamo degli spazi così belli nella nostra città, abbiamo così tanto verde che è una ricchezza che ovviamente poi va mantenuta, ha dei costi, l'amministrazione fa la sua parte, però dobbiamo sensibilizzare tutti al rispetto di quello che è il bene comune.